Tutti noi parrucchieri, il 50% dell'incasso lo diamo in beneficenza per comprare questo casco che costa 60.000 euro. Anche i parrucchieri del Veneziano fanno parte dei 200 tra trevigiani e padovani che hanno deciso di partecipare a Diamo un taglio alla sofferenza, la raccolta fondi finalizzata all'acquisto di caschi anticaduta capelli per le pazienti oncologiche sottoposte a cure chemioterapiche. È molto importante per la donna perché già fare la chemio non è piacevole. Non è piacevole perché psicologicamente crolla. Poi trovarsi anche senza capelli non riesce a... Allora è l'unico gesto che riusciamo a fare tutti assieme, parrucchieri, non parrucchieri, abbiamo anche tante altre attività che hanno aderito, per regalare un grosso sorriso a tutte le donne. Soprattutto oggi, una giornata bellissima, l'8 marzo, viva le donne sono straordinarie e quindi da sempre cerchiamo di dare serenità e felicità. L'iniziativa è partita dalla LILT, la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, e quest'anno il casco sarà donato all'ULSS 2. Questa possibilità che viene data alle donne è una possibilità chiaramente per far affrontare quello che è il percorso della malattia in un modo più sereno, molto più che si piacciono di più. E ricordiamoci che non è una questione del dare per il giorno, è il dare sempre. La concomitanza dell'iniziativa con l'8 marzo è altrettanto importante perché dà un significato particolare. Ricordiamo comunque che l'8 marzo non è una festa, è un ricordo di una disgrazia che ha fatto sì che abbia evoluto il pensiero nei confronti delle donne.